Se quando passi le piante fanno finta di non vederti, perché al posto del pollice verde hai il pollice nero, non ti preoccupare. A Dirara Pianta c'è la soluzione che fa anche per te. Una pianta che resiste a meno 17 gradi. Ci sono varietà di azalee che sono particolarmente rustiche e hanno una buona resistenza. Dalle soluzioni estreme a quelle per tutti i giorni, piccoli consigli per le azalee da tenere in casa. Se si vogliono tenere in casa, non vicino a fonti di calore e non luci diretta. Perciò se si ha una vetrata meravigliosa dove prende il sole tutto il giorno, magari scostarla un po'. Zona illuminata ma non direttamente. Piante e fiori per tutti i gusti e baciati dal sole. La 7ª edizione di Dirara Pianta nel suo primo giorno ha fatto registrare il tutto esaurito. Nelle giornate di sabato e domenica con ingresso gratuito i bassanesi possono acquistare, ma non solo, possono anche farsi un'idea su come curare il giardino di casa. Il tempo aiuta, ce lo siamo meritati, se lo posso dire. Qua c'è una bellezza straordinaria quest'anno e mi auguro che chi viene trovi quello che cerca, cioè le piante più belle, le piante più rare. I giardini parolini dunque diventano per un paio di giorni ancora più verdi. Perché l'identità di questo luogo è al tempo stesso didattico-educativa, perché è un orto botanico con delle specie da osservare e studiare, ma anche aggregativo per passare delle buone ore in compagnia in uno spazio verde in centro città.